Siamo stati alla chiesa della Resurrezione di Marghera per portare un messaggio di vicinanza, una lettera da consegnare al patriarca per dimostrare la nostra solidarietà e la nostra presa di posizione contro la barbarie assassina accaduta in Francia e il deplorevole gesto occorso alla chiesa di San Geremia. Con queste parole il presidente della comunità islamica di Venezia e provincia, Amin al-Haddad, ha voluto sottolineare la propria partecipazione alla messa di domenica. Presente anche l'imam Ahmad Mahamed. I rappresentanti della comunità hanno letto un messaggio solidale e di vicinanza al popolo cristiano, consegnando poi una lettera per il patriarca al parroco, don Nandino Capovilla. Gli assassini sono senza religione, non hanno cuore né fede, dobbiamo unirci ancora di più per non dare modo di far vincere l'odio. Questo il messaggio in un giorno particolare con tanti musulmani in chiesa dopo l'omicidio del prete francese. Don Dino Pistolato, vicario patriarcale, apprezza il gesto simbolico ma invita a non fare confusione. Credo sia stato un bel segno, anche se dobbiamo stare attenti a evitare i sincretismi, cioè vuol dire la sommatoria di tutte le religioni come fosse un'unica religione. Però dobbiamo stare attenti anche di non andare a indispettire quello che può essere anche un Islam moderato, dove un eccesso di abbraccio nei confronti di altre religioni potrebbe creare delle reazioni ulteriormente non gradite. Allora dico, ci vuole dialogo, vogliono segni che aprono a questo incontro, si vuole far comprendere che ciò che diventa massacro, che diventa gli atteggiamenti di gente che attentano alla vita degli altri non ha nulla a che vedere con la religione, senza, ripeto, creare quella massificazione, quel uniformismo che potrebbe invece costruire altri nuovi attentatori.